Cinque partite, 5 finali, Castellammare per tentare forse l'ultimo agguato alla zona playoff. Martinica Audace per sognare ancora. Amici di Sport Isili, buon pomeriggio dallo stadio Matranga di Castellammare, buon sabato da Federico Caldarella, 26esima giornata del campionato di eccellenza Girone A, e Castellammare contro Martinica Audace, la nona contro la quarta della classe, che sicuramente hanno ambizioni diverse, hanno anche momenti della stagione diversi, col Castellammare che oggi sarà spinto più che mai dal pubblico di casa, ma col Martinica Audace che viene da 2 vittorie consecutive, ma oggi deve fare a meno sicuramente del suo bomber Mistretta, assenza pesante per la squadra di Giannusa, 9 gol in campionato, e quindi non ci sarà la sfida dei 2 bomber a distanza, Malik Ba e Mistretta, che è appunto in tribuna per un problema alla spalla. Ma il Martinica Audace si affida alla qualità dei suoi attaccanti Iezzi, Caronia, Alfano e Mendes, che farà capo all'attacco sicuramente. Ha raccolti 2 capitani, maglia nera con bande bianco-verdi classiche per il Martinica Audace, maglia celeste con calzettoni e pantaloncini bianchi per il Castellammare 94, con Bartolomeo Caronia, 2 Caronia in campo, insieme ovviamente al Vincenzo Caronia, quello più storico, quello che conosciamo meglio e che oggi sicuramente avrà responsabilità di dare qualità e estro anche all'attacco, in assenza di Mistretta, che ha segnato ma si è fatto male contro il Montelepre, che sta giocando in contemporanea, in anticipo di sabato alle 15, contro l'Accademia Trapani. Buon divertimento a tutti! Si può partire col calcio inizio che verrà dato dal Martinica Audace, comandato da mister Giannusa. Castellammare invece di Giuseppe Mione. Ultimi riti, ultimi check. Tra l'altro partita che comincia con 5 minuti di ritardo, perché era calendarizzata alle 5, vabbè, ci sono gli alle 15, va bene, ci sono gli spogliatoi sotterranei, ma ritardo non giustificato, ma va bene così, l'importante è che non supera i 5 minuti. Fischio dell'arbitro, si parte col primo possesso del Martinica Audace, e gioca dietro su Dulì, difesa a 3 con Dulì, Martignetti e Raimondi, e poi c'è Sena tutta fascia che è il numero 7, e poi Iezzi e Caronia, come detto, alle spalle di Mendes. Adesso c'è Trifilò con Alfano, la maglia numero 8, colpo di testa qui, e poi pallone messo giù e spedito in avanti con Malik Ba, che farà coppia con Frisella. Occhio qui al contatto, il calcio di punizione subito per il Martinica Audace, contatto su Caronia, calcio di punizione dopo 42 secondi. Sarà sicuramente una partita intensa e piena di duelli, come ci aspettiamo, perché il Martinica Audace è una squadra che ha tanta qualità, che ha un attacco super, ma che ha imparato a vincere soffrendo anche partite sporche, una su tutte quella contro il Cus Palermo all'ultimo minuto, grazie al gol di Raimondi. Punizione per la squadra di Giannusa. È rimasto dietro Di Giorgio, allora pallone in mezzo, Iezzi però a spizzare, deviazione sul secondo palo, alla fine liberata l'area e Frisella prova a completare il disimpegno, ma di fatto cambia poco perché è sempre rimessa laterale per il Martinica Audace, che prova a partire con l'approccio giusto. Con le mani Trifilò che vuole cercare Iezzi lì vicino, occhio ai dribbling, alle giocate di Peppe Iezzi, a cui piace partire da sinistra ma anche a destra. Cambia poco con Caronia che parte da sinistra, però molto spesso si invertono. Gestisce Martignetti, anche lui in gol contro il Montelepre, l'aveva sbloccata lui. Colpo di testa in anticipo, poi Malik Ba prova a giocare il primo pallone della sua partita, vice capocannoniere del campionato d'eccellenza con 11 reti, e non ha intenzione di fermarsi. Malik Ba, Martignetti,
prova a spedire il pallone in verticale, a cercare i centimetri di Mendes che prova a spizzare, pallone poi allontanato dalla difesa del Castellammare. Mette giù Di Giorgio e prova a tornare lungo, colpo di testa di Bartolomeo Caronia ad allontanare. Pallone dall'altra parte, alzato il campanino, riesce a giocare palla a te di Castellammare. Occhio alla possibilità buona per Mendes davanti al portiere. Mendes ha cercato un sombrero. Mendes, è arrivato l'intervento decisivo di Samuele Di Paola che è uscito e con la testa anticipato. Occhio per questo di Ba, saltato Raimondi, uno contro uno dall'altra parte di Castellammare. Ba col sinistro, Polizzi e poi arriva del Partinico Dace per 1-0 all'1-0 per il Castellammare sull'iniziativa di Ba. Castellammare in vantaggio e adesso dopo 3 minuti la bellezza anche di festeggiare davanti ai propri tifosi. Distratta di essere il Partinico Dace. Palla in saccoccia, cambia il parziale al Matranga. Segnato il numero 4. Dovrebbe essere Quell'Antoni, non vorrei sbagliarmi, sicuramente. Cambia il parziale, quindi 1-0. Appena al quarto minuto. Beffato clamorosamente il Partinico Dace. Questo giustamente per ora Giacco prendere un gol dopo 3 minuti è sicuramente una bella doccia fredda. Aggiorniamo ovviamente anche lo score 1-0 per il Castellammare. Allora cercare Frisella davanti a Trifilò, cerca Malik Ba, l'anticipo di Martignetti, poi Di Giorgio è uscito dal blocco di Frisella, primi nervi tesi con Di Giorgio che non è contento, non è felice sicuramente dello sgambetto di Frisella. Calcio e munizioni, non devono esserci presupposti per i nervosi subito la partita, però come detto sicuramente il gol del Castellammare dopo 3 minuti è una bella doccia fredda del Partinico Dace. Come detto Castellammare è una squadra che davvero non lascia gli avanzi a nessuno. Duli, apertura dell'ex giocatore di Piana agli albanesi, e Marsala mette fuori Caronia, sempre pronto su questi interventi aerei. Cigliezzi molto vicino a Mendes, qui buono il controllo, va via qui Di Mercurio che viene chiuso. Poi batte con le mani. Stavolta viene incontro Iezzi, Caronia con lo scarico, Alfano appoggia su Di Giorgio, 30 metri, prova Di Giorgio, facile per Di Paola che blocca il tempo. Perché saranno molto distanti, ci ha provato. Vado a cercare Malik Ba, di testa Duli, caduti male entrambi, più che altro Malik Ba che infatti stramazza a terra, adesso anche Duli si accascia, l'arbitro ferma il gioco perché si tratta di scontro pericoloso e sarà davvero un bel duello con tutti e 3 i centrali del Partinico Dace, con Malik Ba che qui lo sta anticipato ma è andato a terra. Però di fatto è nato da una grande giocata di Ba, il vantaggio del Castellammare. Fischiato ovviamente, fallo in attacco. Anzi, possesso che riparte da lì, non c'è fallo, ma possesso per il Partinico con Malik Ba che dopo essersi rialzato si accascinò a terra e l'arbitro nuovamente fa fermare il gioco. Bravo anche Raimondi che mette il pallone fuori. Evidentemente non è tutto ok per Malik Ba, importante capire di cosa si tratti, se sia seria la natura del suo infortunio. Dovrebbe essere colpo alla testa per il numero 11 come i suoi gol in campionato, tra l'altro senza rigori, se vogliamo può essere anche un vantaggio rispetto
agli altri due giocatori in classifica capocannoniere che hanno 11 gol. Il capocannoniere del girone di eccellenza, come sappiamo, è Nacho Pierce, con la Camarat che, a proposito di grandi sorprese, di grandi squadre, questo ha scavalcato anche in Marsala, e il Partinico ha quell'obiettivo lì, come sappiamo, ma non dipende interamente da loro, perché dovrebbe attendere un passo falso del Marsala, che nello scontro diretto ha vinto, e quindi sicuramente questo è un punto in più, ma soprattutto ha invertito il senso di marcia quando è arrivato Gnoffo sulla panchina dei lillibetani. Mentre Ba momentaneamente abbandona il campo, anche da regolamento è giusto che esca, e adesso sarà il Castellammare con Frisella a restituire il pallone al Partinico Dace. Pallone chiaramente restituito da Gammicchia, e possesso Partinico Dace. Martignetti, Iezzi viene incontro, controllo orientato e palla lunga a cercare il movimento di Trifilò. C'è anche Mendes, c'è comunque in vantaggio Tarantino, che mette in fallo laterale. È diventato Malik Ba, caricato al suo pubblico. Sappiamo che il Matranga è da gennaio aperta al pubblico, sicuramente la spinta del pubblico è stata qualcosa in più per la squadra di Mione, che ricordiamo in vantaggio grazie al gol al terzo minuto. Lo sbaglio di Vaccaro. Tra l'altro formazione molto giovane il Castellammare, soprattutto i panchinari. Rinvio di Di Paola, lungo a cercare Malik Ba, che però si era buttato già in profondità. Allora Raimondi di testa lontano, altro colpo di testa di Mercurio, di testa di Giorgio, rischia un po', se la cava gestendo ottimamente questo pallone. Pepe Iezzi con l'esterno, grande palla per Mendes, sponda di prima su Alfano, già all'altra parte il Partinico Dace. Mercurio prova a mettere in moto Caronia, che si era aperto, però ottima scalata la difesa del Castellammare. Di Giorgio, una palla così, su cui Di Giorgio per aria tranquillamente, in difficoltà Raimondi, poi sulla seconda palla di Mercurio, lungo per Mendes, altro anticipo, appoggio lì, Gammicchi in verticale, Duli con l'anticipo, e poi ancora Di Giorgio a gestire il gioco. Trifilò, Iezzi col velo interessante, stavolta Mendes era nettamente più staccato, e allora profondità per il Castellammare, grande aggancio di Frisella che può andare 1 contro 1 con Martignetti, uno sguardo al centro, palla a rimorchio per Ba che controlla, prova a liberarsi, viene chiuso molto bene da Di Giorgio, non è riuscito a liberarsi, poi occhio alla conclusione tentata da Pipitone, larghissimo, calciato male, il classe 2007. Polizzi va corto per Duli, scalcato Caronia, spizzata, ci crede Mendes, deve uscire Di Paola, ottima proiezione di Bartolomeo Caronia, e palla lunga a cercare Gammicchia, scavalcato, Trifilò lo mette a terra, va ancora lungo, la palla su Mendes è un must tattico, diciamo, del Partinico Dace, le qualità però per giocare la palla a terra ce l'ha. Mendes sbilanciato regolarmente da Caronia, tutto buono, poi il raddoppio di Giorgio su questo duello tra Alfano e Vaccaro, mette giù Alfano che ricomincia da Raimondi all'altra parte, ottima trama qui del Partinico Dace. Raimondi cerchi il lancio largo a cercare Caronia, buono il primo controllo di Caronia, poi palla scodellata in aria, Trifilò ha riempito l'aria, ottima proiezione di Frisella che sta lavorando molto bene da quinto, e anche qui è andato a prendere a uomo Trifilò e ha vinto questo duello.
Si è alzato Trifilo. Con le mani Tarantino, cercare sulla sua stessa linea Frisella, poi Di Giorgio a fare ancora da flangifrutti. Polizzi, Duli, un 3-4-2-1 ad occhio quello del Partinico Dace. Alfano rompe la prima linea, poi triangolo con Di Mercurio, palla un po' lunga, ci arriva Alessio Alfano prima che la palla esca, poi fermato però molto bene. La devi sempre il Castellammare con la palla lunga in direzione di Gammicchia, buon il controllo del numero 11 che poi forse subisce la camata di Giorgio con qualche attimo di ritardo, arriva il fischio del direttore di gara. Il direttore di gara è Marco Di Bella della sezione dei Cireali, gli assistenti sono Pagliarello e Piraino. Rimessa per il Castellammare, concessa proprio da Di Bella. Ok, Gamicchia però a farsi vedere, largo va la palla a cercare Frisella che prova ad allungare, Raimondi lo mette giù, poi Frisella prova ad coordinarsi, Martinetti in vantaggio, Caronia, pallone controllato, poi la conclusione da lontano, e finisce ancora sul fondo, che è un calcio anche il Castellammare e lo ottiene, destro di Leonardo Musso, deviato, quindi calcio d'angolo per il Castellammare. Vi ricordiamo in vantaggio grazie al gol dell'1-0 al terzo minuto. Occhio al corner. Può battere Frisella da buon mancino. Palla tagliata sul primo palo, lontana Mendes che era proprio verso lì, poi spinta netta questa su Iezzi, con l'obiettivo chiaramente di non far ripartire il Partinico Dace. Pallonetto su Peppe Iezzi, ex vittoria l'anno scorso, e quest'anno sta lottando, ma c'è poco da lottare in realtà contro il Modica per la promozione diretta nell'altro girone, il girone B, dove Monica però sta dominando e se non sbaglio a 13 punti di vantaggio. Adesso eccola l'inversione di cui parlavamo prima, e adesso nel frattempo ancora qualche scaramuccia con protagonista Iezzi. L'inversione di cui parlavo è Iezzi a sinistra e Caronia a destra, con Di Mercurio che va al cross per Mendes, Caronia mette fuori Di Giorgio, Ponte, fallo su punizione. Verso sinistra dove c'è Frisella che riapre in trifilo, la palla è buona per Bam, Martignetti come può mette fuori, poi Duli usa la testa e poi la conclusione al volo, tentata da Pipitone alle stelle, ovviamente più per evitare problemi di ripartenze, mentre qui qualche protesta da parte di Mione, poi diretto di gara. 16esimo 35 secondi, 1-0 Castellammare, che ha sboccato al terzo minuto. Stop di Mercurio, apertura sul lato destro c'è Martignetti che va al pallone lungo, solito a cercare Caronia, c'è Mendes alle sue spalle, arriva prima Mendes che prova a spizzare, c'è Caronia che va a terra, lascia giocare Di Bella, tutto regolare, sta lasciando cadere Caronia che allarga le braccia, protesta per Di Bella, è tutto regolare, stavolta hanno lavorato bene Mendes e Caronia con il movimento alle spalle del 10, forse la vicinanza a Mendes dei due trequartisti è proprio questa, c'è il motivo, fatto andare alle spalle sulle spizzate, se giocate di Mendes. Adesso Caronia a richiamare anche l'attenzione dell'assistente, mentre il Partinico Dace
Sviluppo a sinistra, Alfano a destra per Martignetti. Di Giorgio, ancora nessuna però grande occasione per il particolare, c'è solo un destro a 30 metri di Giorgio, bloccato facile da Samuele Di Paola. E si fa sentire anche il pubblico nero-verde. Mendes trattenuto falosamente e cartellino giallo per Tarantino che non è d'accordo. Punizione. Giallo per Riccardo Tarantino che lamenta una sbracciata di Mendes. L'arbitro fischia chiaramente il calcio punizione, una formazione di Martinico. Caronia ha preso il pallone, ancora qualche protesta, ma non di Tarantino, bensì di Frisella. Sempre di Caronia che da buon capitano vuole qualche ragione in più, qualche spiegazione in più. 19esimo. Dialogo fra Giannusa e Caronia. Vediamo se gli ha suggerito qualcosa magari su come calciare questa punizione. Occhio ovviamente a Di Mercurio, Duli, Raimondi sul secondo palo, Martignetti, anche Iezzi e Mendes ovviamente dentro. Anche Alfano sul primo palo. Caronia sul primo palo, proprio verso Alfano, colpo di testa alla fine di Mendes. Non c'è deviazione, rimessa dal fondo. Alfano non ha toccato, ma ha toccato Mendes che ne è riuscito nella folla di maglie biancoceleste a indirizzare. Momento di Paola rinvio. Classica palla lunga a cercare sempre Frisello, oppure la spizzata di Civillera. Mette fuori Duli, colpo di testa, la palla che piomba su Caronia, mette giù, 1 contro 1, passa Caronia molto bene, poi cerca la palla lunga per Mendes, non è male, esce Di Paola. Si aspettava una palla forse addosso Mendes. Va ancora a duellare con Martignetti, poi bravissimo Di Giorgio nel raddoppio decisivo. Mendes, colpo di testa di Tarantino, mette giù Civillera che gestisce benissimo questo pallone e lo affida a Gammicchia. Può distenersi il Castellammare. Malik Ba si gira bene con Martignetti, poi conquista un prezioso calcio di punizione. Malik Ba che quando non può affondare fa la lotta, come si suol dire. Frisella poco fa col calcio d'angolo, adesso con la punizione da sinistra, sempre col mancino a mettere in mezzo. Larghissimo va anche con Antonio in aria. Frisella addirittura ha calciato, non contento il pubblico del Matranga. Raimondi così, Polizzi la fa su. Nonostante abbia sosteni lì vicini, vuole andare anche lui lungo da Mendes. Caronia a disturbarlo, colpo di testa a allontanare. Arriva Trifilo che non controlla bene. Civillera, Frisella largo. Rientra il numero 9 che adesso protegge, cerca il numero di tacco, passa su Trifilo. Di Bella lì vicino, dice calcio di punizione, proprio sotto la panchina di Giuseppe Mione. A battere, andando direttamente in aria, troppo facile la respinta di Raimondi, rimessa laterale mentre se ne accontenta Musso. Arriva a battere Mattias Lombosco.
ancora lo Bosco in area a cercare scalcato Raimondi e non ci ha creduto, o meglio non se l'aspettava il buco di Raimondi, e alla palla praticamente del 2-0. Non c'era fuorigioco su rimessa laterale, non si aspettava questo buco di Raimondi, è riuscito a controllare da 2 passi. Al rinvio Polizzi, infatti si stringe il Partinico Audace vicino a Mendes, che probabilmente sarà l'indiziato di questo rinvio lungo. Infatti trovato Mendes che ci arriva, Caronia contro Tarantino, spinta di Caronia, fischiata plateale, la spinta a 2 mani di Caronia che ha provato a vincere questo duello illegalmente. Punizione per il Castellammare che nel frattempo respira, fa passare i secondi, 24esimo, è sempre 1-0 al Nino Matranga. Sempre lungo di Paola, stavolta verso Cervillera, Di Giorgio prima di lui, poi non controlla Cammicchia. Buon il controllo di che si libera, di riflettere un sombrero, poi atterrato da Di Giorgio, punizione. Adesso arrabbiato anche lui con Di Giorgio, vorrebbero un giallo per questo contatto. Altra punizione, poco più avanti rispetto a quella di qualche minuto fa. Le direttive del capitano Bartolomeo Caronia, verso 96 a Malik Ba. Batte Frisella, primo palo, non ci arriva l'anticipo di Cammicchia, palla ancora buona per il Castellammare. Protegge, vorrebbe portare a casa calcio d'angolo e alla fine sembrava esserci riuscito. Il rumore Gemma Tranga, no, avrebbe avuto calcio d'angolo, invece Di Bella ha indicato rimessa al fondo. Tra le proteste ovviamente del pubblico di casa. Di Mercurio, Raimondi, Duli. Di Mercurio con lancio lungo, preciso su Caronia, intervento di testa di Riccardo Tarantino. Cervillera col sinistro per mettere in moto che parte largo a sinistra, ha il problema di girarsi contro Martignetti, tiene che vorrebbe portare a casa la punizione, viene triplicato addirittura, ancora non molla, alla fine ce l'ha sempre il Castellammare il pallone. Pipitone, buona apertura a destra dove c'è lo Bosco che si coordina e sta per far venire giù il Matranga, anzi era Musso che ha mandato largo, ma davvero ha rischiato di segnare il gol del pomeriggio. Grande apertura e gran destro. Giusta idea perché comunque nei paraggi in area non c'era nessuno, quindi l'idea di calciare non era male. Tra l'altro non ho trovato per poco la porta. Martignetti ancora a lottare con Badi, Giorgiano Petri filò a triplicare. Frisella, Cervillera, dribbling di Giorgio, rischia ancora. È l'ultimo. Indietro il po' di battuta di Tarantino che scodella a cercare Polizzi la chiama e la blocca. 28esimo, sempre avanti il Castellammare di Mione.
quindi bastano 3 minuti. Invece che da lì ha cercato solo il gol, ha cercato solo un tiro da 30 metri di Giorgio, ma praticamente innocuo, senza aver impensierito Di Paola. Di Mercurio cerca il corridoio su cui si era infilato Alessandro Alfano. Gleni Andoli, Raimondi, il vicino di Giorgio, Raimondi con calma ancora da Andoli. Di Mercurio, lungo per Mendes, Cervillera a sporcare, Caronia ad allontanare. In vantaggio Raimondi, protegge l'uscita di Polizzi, che vuole che i suoi si abbassino un po' per giocare corto. Eccolo il rinvio di Polizzi. Ghiezzi, Di Mercurio, Duli, cercare Mendes, colpo di testa di Caronia, poi pallone a cercare Gammicchia di Giorgio, ancora bravissimo. Questi palloni difficilmente arriva tardi. Di Mercurio prova a sfondare, viene chiuso regolarmente, poi palla in verticale per Ba, chiamata posizione fuori gioco, ottenuta, era partito nettamente al di là dell'immaginaria dei neroverdi. Ancora un quarto d'ora da giocare. Momento del recupero. Fin qui ritmo che è calato rispetto all'avvio. Si sono anche intensificati i duelli dopo l'1-0. Lancio di Polizzi verso Mendes che ci arriva sempre, poi Cervillera mette fuori. Occhio a Ba, e però fa rimbalzare questo pallone di Giorgio, trattenuto per la maglia, c'è il vantaggio, mette fuori Caronia. Occhio perché potrebbe arrivare il giallo per Gammicchia, perché la trattenuta era abbastanza netta. Di Mercurio, lungolinea, ha trovato Iezzi, controllo e poi grande palla per Alfano che può infilarsi in aria. Eccolo Alfano, protezione da parte di Cervillera che qui è andato a fare il difensore molto bene su Alfano, è andato a seguire il suo movimento. Disimpegno di Musso, un po' in difficoltà, Particodace che rimane alto e guadagna rimessa. Di Paola, palla altissima campanile, arriva prima Raimondi, Cervillera, Mendes a disturbare, attenzione Cervillera che sta padroneggiando a centrocampo per il Castellammare. Frisella, Cervillera, palla sporca, interviene Caronia che poi però non riesce a farlo uscire. Doppio duello qui con la scivolata di Giorgio regolare sul pallone. Con calma, Basi accontenta la rimessa. Partita comunque non calmissima, insomma, un po' di nervosismo c'è. Occhio a Martignetti e Ba che non fanno amicizia in aria. Tarantino con la rimessa lunga, c'è Frisella che ci arriva, palla dall'altra parte, allontana Di Mercurio che ha stretto. Mendes anticipa lo Bosco, occhio alla rapida di Mendes. C'è in vantaggio Caronia che mette fuori, stavolta non buca lui. Tarantino, c'è spazio per servire Frisella, scala tardi Trifilo che forse alza un po' la gamba, comunque c'è rimessa per un suo tocco del numero 7 nero-verde. È sempre Tarantino ad incaricarsi della rimessa laterale. E ancora Palinari. Ormai le rimesse sono diventate i calci d'angolo nel calcio moderno di oggi e tutti si devono adattare. Addirittura Polizzi è uscito fino a lì. Alfano di testa, Cervillera, adesso nessuno mette la palla a terra, ci pensa Tarantino, cerca questa palla tagliata, non c'è nessuno lì a proporsi. Allora occhio alla possibile ripartenza del Particodace. Duri, la sventagliata ha trovato Iezzi che accelera un po' di campo, si butta in aria Mendes, accelera Iezzi che viene chiuso molto bene da Musso che sta facendo questo lavoro
da pendolino, e di fatto è lui che stringe molto accanto alla Bosco. Iezzi per farla passare, la tiene ancora Iezzi che cerca il gioco di prestigio, alla fine è rimessa laterale. (33esimo minuto), ancora 12, più recupero chilometrici. Iezzi, numero, stavolta riesce, non sul secondo, tutto regolare anche qui, secondo Ribella. Duli che con Chinnici l'anno scorso al San Giorgio Piana poi ha fatto la prima parte di stagione al Marsala, lo sappiamo, ma lui tecnicamente, o meglio con Chinnici, nasce come mediano proprio davanti a difesa, le caratteristiche ce l'ha, i piedi buoni pure, le caratteristiche fisiche pure, però ormai anche importante questa impostazione da dietro, e Duli è stato arretrato sempre però con Chinnici, poi anche a Marsala ormai è fisso uno dei tre dietro in questa situazione. Di Mercurio, Iezzi cerca una sorta di sombrero, ottiene chiusura da parte di Pitone, poi Di Giorgio insegue Musso che va via e poi Martignetti che rimessa laterale. Musso che non ti attaccare, anche Musso richiamato e poi non restituito subito il pallone a Sergio Martignetti che va alla rimessa lunga, trifilò e piombato addosso Frisella, l'arbitro lascia giocare con Giannusa, linguaggio del corpo chiarissimo. Tarantino, anticipo di Giorgio. Ancora Tarantino con le mani, cercare un po', sempre contro Martignetti, la raccoglie Frisella, Veronica passa Frisella con un numero, sterzata, grande spunto di Frisella che poi se la allunga troppo, il Campefido ha fatto due cose belle, mentre qui attenzione, spinte di Duli, a gioco fermo su Frisella che se la prende con il numero 6 nero-verde, però grandissima giocata nello stretto di Luca Frisella e poi invece si è perso in un bicchiere d'acqua. Ora di certo a non invitarsi a cena Claudio Anduli e Luca Frisella, e adesso infatti Di Bella vuole vederci chiaro e li chiama a raccolta entrambi. Sempre 1-0 al 36esimo. Polizzi può andare lungo. Alfano anticipato a Caronia. Duli. Di Mercurio prima di tutti, poi anche lui prova a esibirsi una Veronica che non riesce, allora occhio a Ba che è veloce, più di Duli, però mette il corpo davanti, bravissimo qui Duli che prende fallo, bravissimo il numero 6 e Ba se parte sono guai. Lancio di Martignetti a cercare Caronia, Tarantino non buca l'intervento, mette giù Trifilò che vuole insistere su Caronia, triangolo, ottimo con Trifilò, Cervillera che sta facendo questo lavoro di riempimento dei mezzi spazi fondamentale perché in particolare c'è costretto a giocare lì. Occhio per Di Giorgio che scodellina in aria, una palla non male per Mendes che non controlla, poi aspetta Iezzi che giustamente se la prende comodissima
nessuno lì centrale, va sempre largo. Musso in verticale, Duli mette giù. Di Mercurio. Adesso quasi in cui da il partito sta facendo fatica a creare qualcosa. Io penso che dal punto di vista dell'approccio cambierà qualcosa nel secondo tempo per Giannusa, che ha buone trame e buoni giocatori, ma si è fatto sorprendere a freddo dal Castellammare. Pipitone, tocco per Ba, che viene a presi questo pallone uscito dal blocco difensivo. Malik Ba vuole inventare lui, uno contro uno di Mercurio, cross deviato che diventa buono, palla in aria, c'è Gammicchia sulla seconda palla, arriva prima di Alfano per liberarsi Gammicchia, contenuto da Pippo Raimondi e poi tallonato da Duli, poco spazio per Gammicchia che lotta, Duli alla meglio, tutto regolare. E poi il pallone messo fuori che diventa quasi buono per Ba, che era anche in posizione regolare, ma è davvero difficilissimo arrivare su questo pallone. Punti in classifica per il Castellammare, che dista 10 punti proprio dal Partinico Audace. Però la squadra di Mione ha collezionato 8 punti nelle ultime 4 partite, 2 pareggi per le ultime 2 rispettivamente contro Don Carlo Mesimei 0-0 qui in casa e contro la Parnonval precedentemente per 2 vittorie. In casa sicuramente ha un trend positivo. Alfano, l'anticipo di Gammicchia, palla pure per Frisella, un po' di campo addirittura calcia Frisella, non di certo la soluzione migliore. Pronto a rinvio Polizzi quando entriamo negli ultimi 5 minuti di primo tempo, più eventuale recupero. Di Polizzi. Ba. Contro Duli, stavolta riesce a girarsi Malik Ba, Di Bella molto vicino, dice che si può giocare sin qui. Direzione che sta andando più per il gioco, più per lasciar giocare quella di Di Bella. Perché magari i contatti in più forse andava fischiato, ma nulla di netto, nulla di errato, diciamo, sin qui. Devo far sentire anche il pubblico di Partinico. Sbaglia l'appoggio Alfano, rimessa laterale. Che con l'inizio di stagione ha fatto anche la punta centrale, l'esterno alto del 4-3. Adesso è impegnato come centrocampista, però di supporto proprio come secondo mediano. Sicuramente a tutti non gli manca, però è un giocatore che sicuramente ha caratteristiche offensive. Ba, accelera, imprendibile Malik Ba, che poi resiste sul trifilo per passare su Alfano, che è bravissimo ad inchiodare il pallone e a farlo su e prendersi rimessa. Poi anche qui Ba non è d'accordo. Questo guizzo, questa esplosività di Malik Ba riesce a accendere la partita in un attimo. Guizzo è battuto da Polizzi, sempre a cercare Mendes, che sin qui, a parte lanci lunghi, poco, si è visto poco. Gammicchia arriva bene sul pallone, bravo a portare a casa una rimessa laterale, il massimo praticamente da questa situazione. Il Castellammare manca Adamo, se non sbaglio, per la squalifica. Assenza non banale nemmeno per Castellammare, non a livelli di mistretta, che sicuramente sta anche soffrendo già questa partita. Che è il giocatore più prolifico del Partinico Audace, ricordiamo, con 9 reti. Però Mendes ha dato buone risposte nell'ultima giornata. Qui fallo commesso su Frisella, che indica proprio la maglia che si allunga, e allora punizione per il Castellammare. Raimondi con la fascia che vede dal braccio
va a protestare perché non è d'accordo. Ecco, questo è un contatto leggero che Sinqui Di Bella non aveva fischiato. Stavolta non va Frisella a uscire, ma va Musso a rientrare in aria. Occhio a qualche contatto che eccede il limite in aria. Di Bella vuole vederci chiaro. Va Musso, basso sul primo palo, prova a girare in qualche modo, poi Mendes si lotta a terra, alla fine rimesso al fondo. L'ultimo a toccare che è stato proprio Frisella, che ancora una volta va a litigare con la difesa partinicense. Sto cercato lui in aria. Se vuoi fare l'attacco un minuto al 45esimo. Va a lungo a cercare Mendes che allunga, Tarantino di testa, Caronia va a cercare la palla lunga, trifilò, si accontenta della rimessa che è sua. Caronia si è smarcato bene, Frisella non fa filtrare questo pallone. Ancora trifilò, vediamo se va lungo in area, no, va corto su Caronia che si gira bene, grande stappo di Caronia che mette in mezzo, pallone allontanato, tutto rannicchiato in aria Castellammare, poi cercato Mendes, allontana Musso, insiste Duli, 10 secondi al 45 Di Mercurio, controllo di spalle, brutto intervento di Musso, c'è il vantaggio che non si concretizza e allora punizione per il Partito Dace, probabilmente sarà l'ultima azione di questo primo tempo. Però tra l'altro battere subito Alfano. Di Bella dice che si deve aspettare il suo fischio. Ho visto selezione come probabilmente uno. Martignetti lungo a cercare, pardon, Di Giorgio a cercare Martignetti, anticipo di Tarantino, non c'è calcio angolo, sono rimessa al fondo con Di Paola che invita Martignetti a rialzarsi. Per terra Martignetti, fatto del recupero concesso, si è giocato poco e nulla. Adesso ancora qualche protesta con la panchina. Non ho capito. Tarantino protesta con l'assistente. Tarantino prima l'ha preso la panchina, il Partito Dace cacciato via, dice giallo lo sa, qualche protesta è giallo anche l'assistente del Castellammare. C'era solo qualche brusio, un po' di nervosismo tra le panchine. Espulso il vice di Giannusa e giallo per un dirigente del Castellammare. Un brutto fine del primo tempo dal punto di vista del puro gioco del pallone più che del calcio.
7:30, ma effettivamente si è giocato quasi 30 secondi e era proprio concesso. Finalmente si può andare a rinvio con Di Paolo senza interruzioni. Cervillera, chiaramente arbitro, che ha prolungato il recupero, neanche a dirlo. Di Giorgio trova Alfano che mette in moto Di Mercurio, apertura su Iezzi che si è aperto a sinistra, non può puntare, allora alleggerisce su Alessio Alfano. Raimondi ancora corto su Duli, blocca il cronometro per l'arbitro che però lascia ancora giocare. Iezzi, il controllo di petto e poi ancora Raimondi, all'indietro la Polizzi che tenta ancora la palla lunga. Mendes, perché Caroni era marcato. Duli con l'aggressione, Marinelli non lascia giocare, si era colpiato male Duli che ha bucato l'intervento di testa, ha colpito di mano, l'arbitro non ha fischiato. Poi Mendes dentro, inizia di Caronia che va a terra, tutto regola per il diretto di gara che anche in questa situazione lascia proseguire. Finale di primo tempo infuocato. Alfano che protesta, due situazioni molto dubbie, una che sembrava netta, in mano il colpo di mano di Gadianduli, il contatto su Caronia, un po' meno, ma anche qui qualche dubbio c'è. Si chiude con grande nervosismo e con grande grinta praticamente questo primo tempo, con il risultato di 1-0 per il Castellammare che ha sbloccata al quarto minuto. Tante proteste con Di Bello, noi torniamo tra poco per il secondo tempo. Si torna a giocare al Dino Liotta di Licata 2 settimane dopo i fatti con il San Vito Lo Capo, e in casa della capolista arriva il 90-011 Bagheria di mister Sandro Tarantino, che cerca di partire nel migliore dei modi per allontanarsi dalla zona rossa della classifica, ma subito su un calcio d'angolo battuto dalla sinistra la palla spiove e c'è il colpo di testa vincente da parte di Viglianisi, che batte imparabilmente Faraone e sblocca subito il risultato in favore dei gialloblu. E poi dedica speciale per un figlio o una figlia in arrivo per il numero 21 a disposizione di Lilo Bonfatto, che dunque sblocca subito la partita in favore del Licata. Reagisce però subito il 90-011 con questo tentativo in inserimento da parte di Balistreri con la sfera che si perde alta sopra la traversa, poi ancora azione sulla destra del Licata, Arario arma Manfrè, tiro deviato imparabilmente, palla che si insacca ancora una volta alle spalle di Faraone ed è 2-0 per il Licata. Protesta il 90-011 perché c'è un proprio giocatore a terra proprio sugli sviluppi dell'azione, ma il direttore di gara non sente ragioni e convalida la rete, torna a farsi vedere in avanti, però la formazione ospite con questo pallone messo in mezzo, l'uscita alta da parte di Federico Valenti che poi rimane anche a terra contuso. Si riaffaccia in avanti allora il Licata con questa giocata sull'out di destra tra Brugnone e Arario, il cross di quest'ultimo, il colpo di testa di Manfrè e la palla che sorvola la traversa. Dall'altra parte il 90-011 prova a riaffacciarsi dalle parti di Valenti, che deve smanacciare in calcio d'angolo su questa conclusione velenosa da parte di Romano. Poi ancora il Bagheria che attacca, c'è questo calcio di punizione convalidato da un fallo di mano, battuta velocemente a sorprendere gli avversari, ma c'è la girata di Balistreri che sorvola la traversa, altro pallone messo in mezzo sempre dalla destra, batti e ribatti nel cuore dell'area di rigore. Poi il salvataggio decisivo è quello di Porcaro che toglie letteralmente il pallone dalla disponibilità degli attaccanti del Bagheria. Con le immagini passiamo al secondo tempo con questo break da parte di Romeo, poi la palla al limite dell'area di rigore per il tentativo di Scalisi che da buona posizione non inquadra lo specchio. Dall'altra parte Arario se la sposa sul destro, calibra il traversone e c'è ancora il caprone Vincenzo Manfrè, doppietta per il centravanti palermitano che firma il 3-0, poi corre verso la panchina perché c'è un compagno da andare ad abbracciare per esultare, per festeggiare per il gol del 3-0 che va a chiudere di fatto i giochi in favore del Licata. E allora c'è spazio per qualche tentativo sporadico da parte del 90-011 che cerca quantomeno di ridurre il gap qui su questa discesa sulla destra con il cross che spiove sul secondo palo. Il tentativo di sforbiciata da parte di D'Acquisto sorvola la traversa, poi altro calcio di punizione sempre in favore della squadra di Tarantino che si fa apprezzare per la qualità di gioco nel secondo tempo, e altro piazzato che sfiora il palo.
poi però ancora ci prova su un ottimo tentativo di pressione alta la squadra ospite, tentativo a giro con la sfera che si perde abbondantemente fuori sul tiro di Lococo. Era questa l'ultima opportunità della partita. Sul rinvio di Faraone il signor Motta di Siracusa pone fine alla partita, vince il Licata. Da Sportisile è tutto, alla prossima. Allo stadio Ilardo di Lascari scocca l'ora del derby delle Madonie tra la capolista Lascari Cefalù e il Gangi che cerca lo sgambetto alla prima della classe. Partita molto intensa, molto vivace fin dai primi minuti, tant'è che dopo 9 giri di lancette attacca subito la squadra di Comito con la discesa sulla destra, il pallone messo in mezzo dove c'è Justice Bocciuei, il quale si libera, spara col destro da posizione molto defilata, ma riesce comunque a metterla alle spalle del portiere del Gangi ed è 1-0 in favore della capolista con Justin Bocciuei che torna al gol al quarto d'ora. Punizione telecomandata di Ivan Tarantino che sorvola di poco la traversa, ma poi torna a farsi sotto il Gangi che in una delle prime sortite offensive trova il gol del pareggio con questa perla da parte di Idrissa Camara, battuto man mano. E 1-1 all'Ilardo, grandissimo gol di Camara che di fatto sblocca la squadra biancorossa. Al 25esimo attacca dall'altra parte con Bocciuei il Lascari Cefalù, la palla messa in mezzo per Moccero, la conclusione è debole, soprattutto poco angolata, parata dal portiere, ma da qui in poi sarà quasi un monologo del Gangi che attacca al 26esimo con questa azione sulla destra conclusa da Bustos, palla fuori non di molto. Alla mezz'ora ancora Gangi che attacca, questa volta sull'out di sinistra dopo questo bellissimo cambio di gioco. Alla fine il pallone arriva dalle parti di Camara che è molto meno preciso rispetto all'azione del gol e manda la palla sopra la traversa. Poi un'azione offensiva da parte dell'Ascari Cefalù, la porta è praticamente sguarnita ma ci pensa Ogbonda a salvare sulla linea, a sostituirsi al suo portiere, a negare il 2-1 all'Ascari. Ma occhio perché Ogbonda nell'ultima azione del primo tempo sarà protagonista dall'altra parte, colpo di testa vincente arrivando dalle retrovie come un treno sugli sviluppi di un calcio d'angolo. E allora l'ex difensore del Geraci porta il Gangi in vantaggio proprio poco prima della fine del primo tempo, ma la ripresa invece si apre con il botto. Calcio d'angolo per il Lascari Cefalù, serie di batti e ribatti, serie di tocchi, alla fine colpisce la traversa Moccero che ritrova poi il pallone dopo la respinta e mette al terzo minuto il gol del 2-2, riporta in linea di galleggiamento la capolista e poi corre con rabbia ad andare a prendere il pallone perché c'è una partita da provare ad andare a vincere. E 3 minuti dopo sul calcio di punizione di Tiscione, altro colpo di testa di Moccero indemoniato in questo avvio di ripresa. La palla esce di pochissimo, poi un po' di minuti in cui il Gangi riprende le misure all'avversario e al minuto 68 questo diagonale da parte di Suarez attraversa tutto lo specchio della porta. Poi è Bustos che insieme a Camara va a recuperare un bel pallone sul lato destro. Il numero 10 serve proprio Bustos che arriva a tu per tu con man mano, ma anche grazie alla rimonta di Tarantino non inquadra la porta dovendo calciare in maniera troppo rapida. Poi al 77esimo Suarez dal limite colpisce la traversa, la palla poi rimbalza fuori dallo specchio della porta. Lascari Cefalù un po' in blackout, una delle prime volte dall'inizio della stagione in cui questo accade, ma poi al minuto 81 con Pastorella ha una grande opportunità, la spreca mandando la palla sopra la traversa. E di fatto questa l'ultima azione della partita. Lascari Cefalù bloccato sul pari dal Gangi nel derby delle Madonie. Da Sportisile è tutto, alla prossima. Il via del direttore di gara. Via che arriva in questo momento, batte il numero 6, impegna con i guantoni Schiera che prova a bucare per vie centrali. Athletic che recupera subito il pallone, si trova tu per tu il numero 7 con il portiere. Grande occasione per Conforto. Ancora pallone tra i piedi dell'Athletic. Palla che arriva tra i piedi del numero 7 che ancora una volta si propone nello stesso identico punto di prima. Ci ha provato Conforto. Greco va per mettere il pallone in mezzo e poi entra! Quello che all'inizio sembrava un semplice cross in mezzo si trasforma nel gol del vantaggio per l'Athletic.
Lancio lungo dalle parti di Greco che riesce ad agganciare il pallone, si trova tu per tu con il portiere e poi clamorosamente prende un palo. Un fallo interessante dell'Athletic. Se lo procura in particolare il numero 11 Baglione, poi tiro da fuori area. Calcio d'angolo battuto, poi pallone tirato ai limiti dell'area da Greco. Altro corner battuto. Grande rischio per i nerorosa. Lotta nell'area di rigore della Buonpastore, poi pallone che viene scodellato in mezzo e poi viene messo dentro per il raddoppio dell'Athletic che fa 2-0 e si porta ancora di più in vantaggio. Fitta subito l'Athletic che recupera un pallone interessantissimo e lancia i propri verso la porta. Arriva il tiro e arriva il gol del 3-0 per l'Athletic. Si riparte da una punizione battuta dal numero 8 Gallo che va dritta sul 19 che tenta il tiro dritto in porta, ci ha provato Segreto. Va Gallo alla battuta, pallone che va dritto in porta, ancora una volta Tesauro chiamato ad intervenire, ancora una volta Tesauro riesce ad afferrare il pallone. Palla tra i piedi del numero 16 che tenta la cannonata e scheggia la traversa. Ci aveva provato Testa. Corner battuto, spizzata di testa e poi arriva un altro gol. Arriva in concomitanza del triplice fischio.
squadre che tornano in campo, pronti per il secondo tempo. Primi 45 molto movimentati, in realtà a ritmo basso, soprattutto dopo il vantaggio siglato da Colantonio. Non abbiamo citato il marcatore perché c'è un errore indistinta, ma siamo riusciti a risalire. Colantonio, il marcatore al terzo minuto, che ha raccolto la respinta dei polizi sull'iniziativa di Malik Ba, del solito Malik Ba, che ha fatto una barriera davanti. Quello che sta mancando al primo tempo è sicuramente le trame di gioco per il Partinico Audace, che la qualità ce l'ha, le soluzioni in panchina pure, la Vardera, San Severino magari è quello che manca, secondo me, un po' più di geometria di giro palla a centrocampo. Però il vantaggio del Castellammare rimane solido, anche perché comunque la formazione di Mione si difesa molto bene nel primo tempo. Partinico Audace che in realtà non è che abbia creato grosse palle gol, l'unica forse rimane una conclusione dai 30 metri di Giorgio. Per il resto qualche dubbio su un contatto su Caronia sul finale di primo tempo, qualche deficit di rosa ce l'ha il Partinico Audace, che come sappiamo è in dispendiemi stretta per un problema alla spalla che lo terrà lontano dal campo. Sicuramente per questo non so per la prossima, in tribuna qui sotto di noi anche Maltese, che è un attaccante importante e che ferma anche lui per infortunio, fuori dai convocati. Adam invece è fuori dalla distinta del Castellammare, che sin qui si sta affidando ai giovani, diciamo, e non solo per i gol di Colantonio, anche per la grande prestazione di gruppo, nonostante appunto non sia stato un primo tempo divertentissimo, ecco, diciamolo così. Malik Ba darà il via al secondo tempo. Fischio, inizia adesso il secondo tempo. Il Castellammare che prova subito la giocata offensiva con lancio a partita fissa, stessi 22 in campo, nessun cambio per Castellammare e Partinico Audace. È un 5-2-3 comunque, un 5-4-1 quello del Castellammare, che gioca con i quinti, pretende prima di S5 e di S3, diciamo, per quello che si è visto nel primo tempo. È un 3-4-2-1 ad occhiometro, come si dice anche così, per il Partinico Audace, con Iezio e Caronia alle di Mendes, che non ha avuto vita facile con un Bartolomeo Caronia in grande pomeriggio. Uno dei migliori è stato Cervillera per il Castellammare nel primo tempo. Panchine molto nervose, ci sono state 2 espulsioni, una per parte per il vice di Giannusa e per un collaboratore tecnico di Mione sulla panchina Castellammare. In realtà solo un minuto in campo, se non sbaglio. Qui va a provato a passare, lui l'ultimo a toccare, sarà rimessa al fondo per il Partinico Audace, che ha bisogno di una scossa in questo secondo tempo in cui sicuramente dovrà spingere per il pareggio. Pronta rinvio Polizzi, che stavolta non va a lungo ma va da Duli con l'esterno, cerca Iezzi, anticipa di Bosco, poi nasconde il braccio Iezzi, infatti la rimessa è nero-verde. Protesta il Castellammare. Iezzi prosegue a sinistra, Caronia a destra. Erano partiti al contrario, cioè Iezzi a destra e Caronia a sinistra, ma si sono invertiti i due, che entrambi possono giocare. Ambra fece convocata per Ba in aria. Ba! Non si ferma più! Malik Ba colpisce ancora freddissimo il Castellammare a inizio secondo tempo, 60 secondi, 12esimo centro in campionato per Malik Ba, inarrestabile, 2-0 per il Castellammare, sempre lui. Gli applausi, qui distratta, disattenta la difesa del Castellammare, del Partinico Audace, e il Castellammare ne approfitta col solito Malik Ba, che davvero non si ferma più, 12 gol in campionato. E l'abbraccio con Leto aveva di fatto creato lui la situazione per il gol dell'1-0. Ringraziamenti di Malik Ba, che quasi si inchina, si prostra al pubblico biancoceleste. 2-0, ma un'altra doccia freddissima per il Partinico Audace, neanche il tempo di ripartire per il secondo tempo. E 2-0, altra
secchiata gelata per la scuola di Mister Giannusa. Iezzi, triangolo con Di Mercurio che spesce in avanti, palla improponibile per Mendes. Ha colpito dopo 3 minuti del primo tempo, ha colpito dopo 60 secondi del secondo tempo Malik Ba. Rinvio lungo, Raimondi stavolta anticipa, poi Di Giorgio, brutto scontro aereo con Cervillera, non c'è fallo, ovviamente arrivano tutti i prestati, ma soprattutto a sincerarsi le condizioni di Cervillera. Si è fatto meglio anche Di Giorgio, ma quello che ha avuto la peggio è sicuramente il numero 6 del Castellammare. Caronia chiama subito l'intervento dello staff medico in campo, brutto scontro. E le squadre approfittano per dissetarsi. Eh sì, Sangue dice Di Paola che ha bisogno di un altro intervento in campo, in particolare proprio Varela addirittura per lui, non ce la fa, è caduto male in molto scontro. Cervillera si è rialzato, adesso è Di Giorgio che è a terra. Sì, Di Giorgio sembrava aver avuto la meglio perché sì, si toccava la testa, ma è rimasto in piedi, un po' frastornato, ma uno di che Cervillera invece ha crollato a terra inerme praticamente, invece Cervillera è già in piedi, Di Giorgio invece ha casciato a terra. È un gioco che si ferma ancora per la prima volta in questa seconda metà di gara. Tra l'altro primo tempo a telecamere spente che è finito non senza polemica, perché molte, a parte proteste per il mani di Duli anche se era a metà campo e il contatto su Caronia, ma le squadre negli spogliatoi hanno continuato a spintonarsi, diciamo nervi tesi al Matrang. Infatti c'è anche la polizia in campo, c'è anche le forze dell'ordine che hanno fatto entrare prima gli spogliatoi del Partinico d'Ace e poi il Castellammare del Golfo per evitare altre scaramucce. Nel frattempo Di Giorgio è in piedi, ma una vistosa fasciatura alla testa perché ha perso sangue. L'altro si era rialzato, quindi sembrava tutto ok, invece poi si è casciato a terra e dalla panchina indicavano sangue. È stato un brutto scontro, non si è molto ok per Di Giorgio. Sicuramente una cosa che ti rallenta un po' uno scontro alla testa. In primis fa male, poi in secondis la fasciatura non è comodissima. Martignetti, gioco che riprende, palla lunga, c'è Caronia, c'è anche Mendes, sempre Bartolomeo Caronia in anticipo, poi Frisella manda avanti dove c'è sempre Malik Ba che va con Raimondi interviene ma scivola, non c'è fallo e allora Ba può andare contro Martignetti, 1 contro 1, va sul mancino, è defilato, vorrebbe un sostegno in mezzo, punta Di Giorgio, poi palla al limite per Gambicchia che prova a giro, facile per Polizia, troppo debole il destro. Mentre Giannusa capisce che deve cambiare qualcosa ed è pronto Mendola a entrare per il Partinico d'Ace, il primo cambio della gara, il match. Ba arriva prima di Duli che lo affossa, punizione, rischia il giallo per Ianduli che ha avuto tanti contatti al primo tempo. Cambio, allora esce Di Giorgio, l'abbiamo detto, è una cosa che ti rallenti, è colpo alla testa e non ce la fa. Il numero 4 entra Luigi Mendola, che anche qui un giocatore più offensivo che può fare la mezzala, il trequartista e anche la seconda punta, e quindi trazione super offensiva adesso per il Partinico, cioè che giustamente è sotto i 2 gol, non ha più nulla da perdere.
addirittura Di Giorgio deve essere accompagnato in ospedale per la comunicazione alla panchina. C'è un taglio sul sopracciglio, se non ho visto male dai gesti a bordo campo. Palla di Pipitone lunga a cercare Frisella, Trifilò anticipato e poi Caronia. Ora Trifilò lungo, cercare teoricamente Mendes, non trovato, si intromette Caronia. Saltati i due uomini, poi apertura su Dennis Di Mercurio. Iezzi, tocca appena, Mendes è in ritardo, Caronia anticipa, gran parte di Caronia lì dietro. Doni in vantaggio su Ba che però morde le caviglie. Alzi campanile l'ex Marsala, rimessa laterale. Musso con le mani. Va, Mendola, non tocca Iezzi, arriva lo Bosco. Poi Duli prima di Gammicchia, d'altra parte neanche Frisella, Trifilò ad anticipare. Applausi per Di Giorgio, di tutti. Alcuni del Partito Dace e del Castellammare del Golfo. Era trasportato in ambulanza, Manfredi Di Giorgio ha preso un brutto colpo in testa e evidentemente il taglio, nonostante la fasciatura, continua a sanguinare. È in ritardo Ba, però può crederci Gammicchia. Martignetti, Scodelli in avanti. Caronia spizzica e allora Di Paola facile. Prende stesso, si lamenta per qualche palla imprecisa. Cliente scomodissimo per Mendes. D'altronde Caronia, esperienza, 30 anni, classe 96. Di Paola lungo. Non salta, ma quasi si disinteressa del pallone. Iezzi tocca anche involontariamente. Lo Bosco. Musso, controorientato, prova a incuniarsi, poi tocco per Cervillera che prova a tornare da quella parte, dove però non riceve nessun movimento. Decimo già del secondo tempo, stanato ancora il Partito Dace dal raddoppio dopo i 50 secondi del secondo tempo di Malik Ba. Iezzi non arriva, Cervillera lungo per Ba, posizione regolare, è partito davanti a Duli e poi porta a casa rimessa laterale sul recupero del numero 6. Lo Bosco va alla rimessa, lunga in aria, mette fuori Mendola, poi Cervillera, buon il controllo, non idoneo a calciare. Alfano sgasa, va via in mezzo a due e poi rimontato dallo Bosco che però lo prende e calcia punizione. Batte corto Mendola. Di Mercurio con l'Antonio di Storbelli. Mercurio prova ad allungarsi il pallone, poi Mendola sulla seconda palla prova a passare, non passa su Gammicchia che sta facendo una partita sontuosa. Gammicchia a sporcare ogni pallone, poi passa ancora su Duli che lo blocca regolarmente. Poi Alfano, triangolo con Duli che vuole andare lunghissimo. Caronia torna a sinistra, buon il controllo di Angelo Caronia. Lo Bosco non c'è fatto, Caronia non ci crede, allarga le braccia e Martignetti ha anticipato Frisella, si è giocato in questa situazione. Iezzi tornato a destra, adesso molto più largo, addirittura dietro il portiere Peppe Iezzi, testimonianza di quello che non sta riuscendo a creare il Partito Dace. Infatti è pronto San Severino e anche Macaluso, se non sbaglio, se non vedo male, sì. Quindi un attaccante e un centrocampista. Mendes si mette davanti, protegge, appoggio su Alfano. Di Mercurio. Mendola, controllo, rischia, Baia la porta quasi via, raddoppio, Mendola se la cava. Di Mercurio, tocca, brutto intervento questo di Colantoni che rischia il giallo. Brutto colpo su Di Mercurio. Allora, cambio anche per Mioni, che sta dando indicazioni. Sicuramente San Severino e Macaluso per il Partito Dace.
tentativo, punizione con Colantonio ancora dolorante. Giocatore che ha sbloccato questa partita, lo ricordiamo. Allora, Sanseverino per Alfano ed esce Mendes dentro Macaluso. Quindi dal punto di vista tattico non cambia nulla. Sanseverino è sicuramente un centrocampista più difensivo, più mediano rispetto a un incursore come Alfano, che comunque non ha fatto una brutta partita. E poi Macaluso al posto di Mendes. Primo doppio cambio per Giannusa, tra poco è pronto anche il cambio per Mione con Vincenzo Di Matteo con la maglia numero 18 pronto a entrare. Tempo Caronia spinge via Duli, che si è messo molto oltre la linea del Castellammare. Adesso Caronia prova a spingerlo via, mentre in fuori gioco. Sul pallone Caronia. Ancora qualche contatto da rivedere in aria, cioè da controllare più che da rivedere, prima che si possa battere. Caronia sul secondo palo, palla interessante, mette fuori Filera, poi Macalus aveva la palla buona per fare gol al primo tocco, ma spedisce altissimo. È appena entrato, la palla era calamitata su di lui, ma ha calciato alto, che ha coordinato male. È pronto Di Matteo. Non può entrare adesso, ma si dovrà aspettare la prossima interruzione, perché rinvia Di Paola. Raimondi di testa, di petto Caronia, prova a mettersi avanti lo Bosco, che però mette il corpo davanti e lo anticipa. Di Mercurio prova a passare, ancora Di Mercurio, sgasa, rimpallo che lo favorisce per un attimo, palla che è uscita e la rimessa sarà per il Partinico Dace. Di Mercurio colpito con l'Antoni, palla buona per Gammicchia, in vantaggio c'è Mendola che rientra da Raimondi. Sanseverino prova a entrare in partita anche lui, scodela a cercare Trifilo, che addirittura è in titolare, di testa Sanseverino, poi Tarantino, altra testa, quella di Frisella. Gammicchia prova a passare, rimpallo che favorisce la corsa di Frisella, che sbaglia il controllo completamente, si è andata male. Eccolo il cambio che finalmente può arrivare con l'ingresso di Matteo. Applausi per Gammicchia, che ha fatto una gran partita. Dentro Vincenzo Di Matteo, classe 2006, un altro giovanissimo. Abbiamo detto la panchina del Castellammare è molto giovane, 2004, 2005, 2008, 2006, 2007, un altro 2008. Gammicchia, a proposito di giovani, è un 2007 che oggi ha messo l'anima in campo, ha fatto sempre un po' da incursore, no? Accompagnando Bava insieme a Colantoni, due piccoletti che hanno fatto anche un lavoro sporco, hanno duellato in mezzo al campo. Gran partita di Gammicchia, dentro Di Matteo al suo posto. Non dovrebbe cambiare nulla dal punto di vista tattico, perché Di Matteo si è messo proprio lì sul mezzo sinistro, alle spalle sempre di Malik Ba. Cervillera. Caronia ricomincia da Martinetti che aspetta questo pallone e poi lo calcia lontano. Lo Bosco di testa, palla in laterale. Aggiunti 12 gol in 26 partite per Malik Ba, senza rigori. Di Matteo resiste su Caronia, poi poteva tenere di più questo pallone, invece una per Ba che ci ha creduto e ci arriva. La velocità esplosiva di Malik Ba che va a puntare, cerca un corridoio, trova quello per Musso che va al cross in mezzo, dove non si butta dentro Di Matteo,
Spera ancora una volta il Castellammare, sfrutta il campo ormai a disposizione, giocando in ripartenza. Ormai qualcosa il Partinico Audace deve concedere, giustamente, però quando hai un terminale offensivo come Malik Ba qualcosa ne esce sempre. Macaluso, Iezzi cerca di andare in verticale, tappa il buco Cervillera. Quantità di palloni recuperati barra sporcati di Cervillera oggi enorme. Cioè, comunque quando ho avuto la possibilità, ha giocato anche bene tecnicamente col mancino, giocatore comunque verticale. Tipo Martignetti batte la rimessa. Ricordiamo che in contemporanea c'è Montelepro Accademia Trapani che erano fermi sullo 0-0 alla fine del primo tempo. Di Matteo, l'appoggio su Frisella che torna al 18, buono scambio. Battere Di Matteo, l'arbitro vicino e fiscato, punizione. Frisella sul secondo palo, cercare Musso, la palla brutta. Aremio Polizzi. Mentre sta cercando di scaldamento Grillo. Ripartiamo. Lo Bosco lungo, Duli e poi Raimondi alza il campanile. Caronia, palla che rimbalza di testa Cervillera, poi Di Mercurio prova a rispedire davanti. Quello tra Caronia, ma mettente in vantaggio Bartolomeo Caronia che alza un campanile altissimo. Iezzi di testa con la sponda, San Severino nello spazio per Trifilò, palla lunga, non ci può arrivare il numero 7. E finisce quasi sui cartelloni pubblicitari. Qui prolungo, allungamento di Frisella che trova, cerca di imbucare, Raimondi tocca e rimessa laterale, non calcio d'angolo per il Castellammare, che adesso sta cercando il più possibile di sfruttare gli spazi. Su fase di assestamento, dopo i cambi chiaramente. Frisella che prende la rincorsa lunga, alla fine va corto su Di Matteo. Mette giù Frisella, mezzo sombrero, poi Di Matteo cerca il colpo di tacco, alla fine rimessa per il Partinico Audace. Iezzi sbaglia, male, molto male. Imbucata per Musso che prova a passare su Duli, San Severino ripulisce, occhio a Caronia che è un po' di campo mentre ha tolto la casacca la Vardera che è pronta a entrare. Duli con l'esterno cerca di tornare al centro, non ha trovato un compagno ma ha trovato il calcio di punizione. Adesso Duli va in aria giustamente a sfruttare i centimetri. Ora 22 alla fine, chilometrica la partita. Castellammare avanti 2-0, Colantoni e Malik Ba. Mentre la Vardera fa il suo ingresso in campo esce Iezzi. Quindi
tolto Iezzi dal 5 Giannusa dentro la Vardera, che è un giocatore di corsa che nasce come centrocampista. Forse si alza Mendola, rinforzi il centrocampo, vedremo cosa cambia. Teoricamente dovrebbe alzarsi Mendola con la Vardera, che dovrebbe andare ad affiancare Sanseverino. Fischio, occhio in area di Caronia che va sul secondo palo verso Raimondi e poi Di Paola da terra riesce a bloccare, non è riuscito a dare potenza a Raimondi. Occhio a livello qui Di Paola che è preciso per il suo da Caronia, c'è Polizzi in vantaggio. Sanseverino gioca di prima su Martignetti, poi triangolo e poi ancora Martignetti. Evitata la pressione di Matteo, può conquistare un po' di campo. Caronia, serve anche un suo quiz, una sua giocata. Mendola che adesso è venuto a fare il trequartista, va al cross, secondo palo, c'è Trifilò, c'è Frisella soprattutto che ha recuperato bene e ha messo fuori. Adesso c'è la Vardera molto larga e Trifilò più centrato. Anticipato Macaluso, Martignetti, scodella in aria, forse in fuorigioco Caronia, comunque c'è in vantaggio Musso che può proteggere l'uscita in alto del pallone. Doppiette assist nell'ultima vittoria a Bagheria per Malik Ba nell'1-3. E chi pensa, chi dice che il Castellammare sia una squadra sicuramente rendersi in casa, assolutamente vero, ma in trasferta non è da meno. Tra l'altro la prima parte di stagione era anche in zona playoff, poi ha perso qualche punto, ma rimane una squadra molto solida e il nono posto francamente non dico con po' stretto, ma in quelle zone stanno lottando tutte, Visilmeri e San Giorgio Piana, che sono un punto sopra se non sbaglio proprio al Castellammare. Stanno facendo un gran campionato. San Giorgio Piana con una formazione, una rosa completamente nuova, smantellata rispetto all'anno scorso, che tra l'altro non era messo bene inizio campionato. Poi adesso è l'8° posto, qui fallo di Sanseverino che ha sbracciato troppo su Frisella, punizione. Occhio perché è partito Ba, che dovrebbe essere in fuorigioco, va comunque intercettato Martignetti. Trifilò, altro campanile e ennesimo pallone buttato via. Nel tempo 30 Coste oltre a Grillo ad accelerare il riscaldamento, sono due terzini. 30 Coste ex Montelepre, Grillo che ha iniziato la stagione ed era un titolare, poi è arrivato a Giannusa e qualcosa è cambiato. Grillo è un grandissimo talento, anche lui classe 2007. Palla dentro per Musso, che però aveva tagliato internamente. Adesso Castellammare che sta cercando quasi, o meglio, senza quasi, di addormentare la partita, di abbassare il ritmo e di lasciare il pallone al Partinico Daci. Però il Partinico Daci oggi il pallone non lo sta gestendo benissimo. Raimondi di testa, Cervillera, tra l'altro Partinico Daci che in quella zona lì è obbligata a vincere, non può fermarsi, una squadra che è al quarto posto e che ha ambizioni di arrivare più in alto, perché va bene che comunque servirebbe dei passi falsi di Marsala e Camarat. Intanto bisogna guardarsi soprattutto dietro. Martignetti avanza, poi cross lungo, Di Paola prova ad arrivarci, ci arriva Di Paola che però poi la perde, c'è Musso però a coprire le spalle, a spazzare in tribuna.
tenta andare con le mani Gledianduli a cercare Macaluso, lo Bosco anticipa, mette fuori Tarantino. Caronia di testa, non c'è nessuno, Musso ovviamente si accontenta della rimessa. Rimane fa la squadra, la fa Luca, Moscemoni! San Severino controlla una palla difficile di petto, poi però rischia, alla fine se la cava. Ancora San Severino, palla precisa su Macaluso, ennesimo anticipo di Bartolomeo Caronia. Di Mercurio va a puntare sinistro sul secondo palo, preciso per Trifilo che fa la sponda, non ci arriva Mendola, ci arriva Di Paola. Vuole sempre la soluzione lunga su Ba, che quasi si sposta volontariamente dal lato del centrale con cui vuole duellare. Sa che con Raimondi è dura, però in generale gli piace partire largo, tendeva a allargarsi a sinistra il primo tempo, adesso a destra. Con Duli che è andato in difficoltà soprattutto nel gol del 2-0. Occhio al cross di Trifilo, terribile, si spegne sul filo. Ancora qualche scaramuccia tra Mione e qualche compagno della panchina partita, c'è credo Iezzi. Gianluca prova a fare da Paceri. Di Paola lungo, Buca Trifilo, c'è Di Matteo, Frisella. Rimessa per Castellammare con Tarantino che cerca la profondità di Matteo. Arriva con Antoni, chiusura, poi Caronia, trova il corridoio in cui si fionda Gigi Mendola che perde il duello. C'è Colantoni pronto ad andare, tocco corto per Di Matteo che sbaglia l'apertura, c'era Ba ben posizionato e occhi al break per il Partito Codace. Con la Vardera che si è adesso allargato a sinistra, porta palla, deve evitare Di Matteo, poi cambia fronte andando da Martignetti, finta di crossare col destro, in appoggio Trifilo, Martignetti perde non uno ma anche due tempi di gioco. Poi Raimondi, palla profonda su Trifilo, di testa Frisella, rimessa laterale, compattissimi il Castellammare lì dietro. Ovviamente vuole battere rapidamente Trifilo, Caronia, percussione, finta, controfinta, poi torna sul destro, va al cross interessante, Musso copre a diagonale e tocca. Alla fine non ha toccato Mussolini, la rimessa è per il Castellammare. Visto bene Di Bella, visto così. Martignetti, 78esimo, 12 alla fine mentre Frisella approfitta di un'altra disattenzione di Trifilo, poi addirittura prova a sorprendere Polizzi, visto fuori dai pali, ma non calcia bene Luca Frisella, ci poteva essere l'idea anche se Mione non sarà tanto contento, infatti lo chiama Luca allargando le braccia perché sta giocando in questo modo e Castellammare al suo tempo di ripartenza e quindi quando si recupera il pallone lì si deve andare. Martignetti, Castellammare a giocare col cronometro.
Tarantino con le mani, di tacco Frisella, cerca di Matteo che non arriva sul pallone ed entra mai su Mendola. Tutti apprestati per un cartellino, anche Caronia è arrabbiatissimo perché Di Matteo è entrato malissimo. Caronia vorrebbe un giallo e infatti arriva il giallo. E poi altro mezzo parapiglia. Sempre arrivato il giallo per Di Matteo che è arrivato nettamente in ritardo su Mendola. Adesso San Severino protagonista di un altro parapiglia. Continua la così partita anche Malik Ba, si spuntano tutti. La partita era già nervosa dal primo tempo. L'uscita di Di Paola, non si sono intesi. Frisella allontana, va fuori campo. Si è quasi fuori campo. Raimondi, gioco che si ferma perché c'è la Caronia a terra, adesso può riprendere perché si trattava solo dello scarpino. Duli in difficoltà, pallone perso con Ba che vuole andare subito in verticale a cercare la corsa con Antoni, pallone che esce. Lascia che non ci sta nemmeno provando praticamente, non ha nemmeno fretta di attaccare. Lo Bosco salta addirittura addosso a Cerevillaro oltre che a Magalusi, infatti va a fallo. Mattias Lo Bosco, punizione. Per ripetere la bottega questa circuizione. Palla sul secondo palo, c'è che Raimondi, scavalcato lui, ma Di Pala c'è sempre il blocco. Di Paola lungo, adesso si è largato di Matteo Trifilo, ancora in difficoltà come può, poi alza il campanile. Mendola riesce a toccare, Macaluso deve mettere giù urgentemente questo pallone, ma Cervillera recupera l'ennesimo pallone della sua partita. 82, 8 da giocare per recupero. Caronia prova a farsi strada, cerca e trova il corridoio per la Vardera che imbuca per Macaluso col destro in mezzo, è diventato un cross, un assist per Mendola che da due passi non arriva. Lui è riuscito a dare potenza, Macaluso e poi Mendola. Ha proseguito la corsa ma non è arrivato. Pronto a 30 coste ad entrare in campo, esce Duli, messo molto in difficoltà da Malik Ba nel secondo tempo. Entra a 30 coste per fare il braccetto di sinistra, o magari passa a 4 per fare il salto del braccetto di sinistra. Pronto ad andare Polizzi, Di Paola. Stava saltando anche Cervillera, ma arriva Raimondi in mezzo ai due che erano Cervillera e Frisella. Sempre Frisella, alzare questo campanile, Martinetti protegge, Polizzi blocca. Ultimi 7 di gara.
col Partinico Audace che adesso ha spostato Di Mercurio a destra e Trentacoste a sinistra, si è messo a 4. Di testa Caronia, Musso di testa, c'è il Villeri montato su Trifilò che sbilancia non falosamente, recupera. Di Mercurio va al cross alla disperata Di Paola, su tutti i palloni alti è arrivato sempre Samuele Di Paola, poco impegnato a livello di tiri, di palle gol per il Partinico Audace. Lo ricordiamo una conclusione di Giorgio al primo tempo a 30 metri, ma che non ha spaventato il Castellammare. Poi da lì ha fatto venire a calciare in porta il Partinico Audace, e qui intervento scomodo di Sanseverino, giallo anche per il Leontrato. Che vai a dire convento, torna su Colantoni, Sanseverino e Castellammare che adesso praticamente la partita in pugno perché manca poco e gioca ancora col cronometro. Tra l'altro un solo cambio sin qui adoperato da Mione. Ci sono dei ragazzi che si stanno scaldando, magari li sfrutterà negli ultimi minuti. Ma solo un cambio, ovvero quello di Matteo. Pronto a battere Frisella, molto distanti per andare in porta, però occhio perché Frisella un po' di follia ce l'ha, e infatti va in porta Frisella. Polizzi con le mani, arriva Musso che mette la partita in cassaforte. 3-0, nasce tutto dalla punizione di Frisella e Musso al posto giusto, al momento giusto, chiude il conto definitivamente. 3-0 per il Castellammare che ipoteca la partita. Ha messo sotto le gambe di Polizzi. 3-0. Esulta Musso, uno di quelli che hanno fatto una partita interessante, mai dopo da quella parte. La chiude lui. 3-0, netta superiorità del Castellammare sul Partinico Audace. Frisella ci ha provato e ha calciato anche bene con questo collo esterno teso che ha messo in difficoltà Polizzi, e poi a due passi Musso non ha sbagliato. 3-0 per il Castellammare che rompe ogni prossima vigilia, che non fosse una partita facile si sapeva. Oggi il Partinico Audace ha fatto una fatica enorme, il Castellammare invece psicologicamente ha retto meglio. Adesso la disperata ancora di più il Partinico Audace, il Castellammare che trova ancora più campo. Colantoni ha messo in moto Ba che viene bloccato da 3 maglie, da questo lo trattiene a giocare di bella. Adesso una boccia del Matranga, la Vardera in aria, mette giù il 20 che mette in mezzo Caronia, monumentale. Vorrebbe addirittura rimessa al fondo per il qui la Vardera, che però ha già battuto il corner. Caronia 1 contro 1, sposta poi in mezzo, doppia deviazione, alla fine è rimessa al fondo. Adesso sì. Ricordate che Castellammare è nono in classifica. Ed eccolo il cambio per Mione, che abbiamo detto aveva adoperato un solo cambio sin qui in questi 87 minuti. È pronto a fare il suo ingresso in campo Cristiano Falanga con la numero 17. Uscito Colantoni che si prende gli applausi del Nino Matranga. Grandissima prestazione a duellare su ogni pallone, a riempire gli spazi, a supportare Ba e soprattutto ha aperto lui la partita. Lo stesso ruolo vicino a Ba per Cristiano Falanga, altro giovanissimo 2004.
Magosa dato via, intervento regolare, va al cross di sinistro, Cerbilleri, indovinate chi l'ha presa, poi per l'altra parte c'è Sanseverino, Frisella, si fa strada, poi però poi rimane sotto, Basereva, via, Frisella alla grande con il tacco, apertura su Ba, Trentacoste lo aspetta, gran gioco di Frisella, Ba 1 contro 1, aspetta Falanga, va da solo Ba, passa e poi non trova a rimorchio Cervillera. La Vardera è corso tantissimo ed è entrato da poco. Mendola, 30 metri, punta Caronia, lo salta Mendola, percussione in tirata, Mendola fuori, ha fatto tutto alla grande Gigi Mendola, ma col destro manda al lato. La più grande palagol della partita, il Partinico Dace arriva, udite udite, all'88esimo e 56. Ed è un assolo di Mendola, molto bello, ma non c'entra la porta. Il entrato numero 16. Il Partinico Dace che ha già avuto, abbiamo detto, tante difficoltà, sì, manca mistretta, ma risultato che non era pronosticabile all'andata almeno di questa rotondità, di questa nettezza. 3-0 il Castellammare che davvero vuole crederci fino in fondo a questo campionato. Ci sono ancora 5 finali, 4 ovviamente escludendo questa partita. Il Castellammare lotterà per davvero cercare di avvicinarsi alla zona playoff, anche se davvero il gap è tantissimo, però oggi ha dimostrato che anche con formazioni di spicco, di qualità e di grandi nomi come il Partinico Dace non solo può giocarsela, ma può fare molto bene. 90esima adesso, vediamo di quanto stai il recupero, qui palla in mezzo di testa Musso, non buca, poi Sanseverino. Provaci che tu sei forte, provaci! Non so se è arrivata la segnazione del recupero, Sanseverino ricomincia. Martignetti che nel frattempo si è spostato da centrale di sinistra, cerca in area, trifilò, allontana Tarantino, poi Cervillera vince l'ennesimo duello, poi Raimondi in difficoltà, perde un brutto pallone ed è più veloce di Matteo, soprattutto più fresco. Raimondi d'esperienza però lo va a placcare, poi si fa strada l'ex Atletic. Occhio al cross da tre quarti, Macaluso anticipato, Caronia non ha sbagliato un intervento aereo, nemmeno uno. Cross di Mercurio verso Raimondi che si lascia cadere in aria, non c'è nulla sul numero 5 che protesta l'ho detto di gara, non c'è arrivato e ha provato ad aggrapparsi al contatto minimo. Ultimo cambio per il Castellammare, terzo e ultimo, dovrebbe uscire Malik Ba che è là vicino, vediamo chi entra. Nel frattempo entra Simone Vitale con la maglia numero 13. Entra Simone Vitale, esce il beniamino di Castellammare, del pubblico e Matranga, Malik Ba, bello abbraccio con Mione e di fatto ancora una volta i 3 punti al Castellammare passano da lui, dai suoi piedi, dalla sua bravura, perché ha propiziato lui 1-0 col sinistro respinto da Polizzi, messo dentro da Colantoni. Il 2-0 è frutto, diciamo, è la carta d'identità delle sue caratteristiche. Il 3-0 poi arriva sul Pagliatti, ma la partita di Malik Ba che da solo ha messo in super difficoltà l'Ivesa Nero-Verde e ancora una volta a incorniciare. Di Matteo non controlla Martignetti, così Di Mercurio mette il piede. Quando siamo agli sgocci a breve questa partita esce in qualche modo Di Mercurio girandosi, poi Mercurio si ferma, si arrabbia qui con Falanga per un calcetto da dietro e frattempo il fallo è stato fiscato su Di Mercurio che però si arrabbia a noi di entrambi. Falanga che è entrato da qualche secondo e Di Mercurio che era andato via. Ultima palla della partita, 93esimo. La Vardera, proprio dove c'è la fasciatura che Basi è strappato di dosso. Raimondi adesso sta facendo chiaramente l'attaccante, anche se i gol da recuperare sono 3, ma oggi mi sa che se si gioca un altro po' difficilmente il Partinico ci segna.
cose di meno, da lì poi si è definitivamente bissata la partita col Castellammare, che con questi 3 punti davvero può mettere la fronte avanti, anche se ripeto il gap ancora con la zona playoff è tantissimo, ma sicuramente è una vittoria che fa bene al gruppo e che fa bene al pubblico del Matranga contro una corazzata come il Particolare, che oggi invece non è stata all'altezza della partita. Sarà 39 punti di classifica, Musso al limite, prova ancora! Apoteosi Castellammare, 4-0, doppietta del Musso che calcia la gran diagonale e adesso il passivo diventa pesante. Capolavoro di Musso e apoteosi al Matranga, 4-0 Castellammare, 4-0, doppietta di Musso. Superiorità netta questo pomeriggio del Castellammare. Nona contro quarta, 4-0 per il Castellammare, rotto ogni pronostico dell'andata. L'Italia di Suber Raimondi che salta più in alto di lui. Adesso chiaramente non c'è più spazio per nulla, perché si aspetta solo il fischio finale per festeggiare definitivamente, anche se già la gioia dei giocatori e dei tifosi è impazzita, però il fischio sarà proprio lo sfogo di tutto, una prestazione straordinaria la squadra di Mione contro una grande squadra del Particodace. Triplice fischio di Ribella, il Castellammare batte il Particodace 4-0 e si proietta in alto, anche se sono 4 finali, 4 partite. Sicuramente oggi la sconfitta del Particodace non fa bene alla squadra di Giannusa, che giustamente perderebbe la possibilità di agguantare il terzo posto anche in secondo, perché a distanza con Marsala e Cavarat è pochissima, che giocheranno domani. Ma oggi la superiorità in campo della squadra di Mione è stata netta e la prestazione è stata davvero di gruppo, di squadra. E il risultato parla chiaro, 4-0 per il Castellammare, che sta a 39 punti in classifica, mentre dal primo minuto ci sono polemiche e ovviamente nel finale non mancano le polemiche con l'arbitro tra i giocatori, spettacoli, cose che non vorremmo vedere, ma hanno interesse il risultato 4-0 per il Castellammare. Grazie per l'ascolto, da Felice Contrella è tutto per Sportissimi. Buon sabato, buon weekend e buona eccellenza.